Giovedì 12 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora Marco, da te fra pochissimo, intanto subito le notizie. Cominciamo con la fiaccolata di ieri sera a Castelvetrano per ricordare Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa venerdì scorso dal marito, che poi si è anche tolto la vita. Una sfilata silenziosa che si è conclusa all'interno della chiesa madre proprio della città per un momento di raccoglimento e di preghiera. Vediamo e sentiamo il servizio. Era un'amica cara che purtroppo non c'è più, non ci riesco, mi dispiace. C'è una cosa che ancora ricorda di Mary? La sua dolcezza e la sua umanità. Non servono altre parole per commentare quanto sia grande il dolore di chi conosceva Mary Bonanno, l'insegnante uccisa venerdì scorso forse in un raptus dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato. Ieri sera, per ricordare questa donna, questa madre, questa moglie, hanno sfilato per le vie di Castelvetrano oltre 2000 persone, donne e uomini, amiche e semplici conoscenti, molte le colleghe di Mary, ognuno di loro recava al collo una sua foto e un nastro rosso. La fiaccolata, che si è svolta in un silenzio surreale, è partita da Piazza Escrivà per raggiungere la chiesa madre. Mary era profondamente religiosa, come racconta Don Rino Randazzo. Allora, una donna dedita alla famiglia, al rispetto del prossimo e soprattutto al suo donarsi ogni giorno per l'intera comunità. Proprio il giovedì, prima di morire, aveva fatto il suo l'ultimo servizio alla comunità, alle persone che sono bisognose. Mai più fatti del genere a Castelvetrano e l'impegno del sindaco Giovanni Lentini. Continuare insieme al sistema associativo ad parlare con le donne. Nel contempo dobbiamo riprendere quello che abbiamo fatto l'anno scorso nelle scuole per poter comprendere e soprattutto per poter introdurre ed educare alla cultura dell'amore e non del possesso. E noi andiamo subito da Marco Carli per approfondire il tema dei femminicidi, perché purtroppo anche oggi registriamo novità su alcune indagini. È un tema purtroppo che raccontiamo spesso nelle nostre cronache giornaliere, e ritorniamo intanto sull'Ansa per andare a vedere i riflessi del servizio che abbiamo visto poco fa. Omicidio, suicidio a Castelvetrano, fiaccolata per donna uccisa, l'iniziativa organizzata dalle colleghe della vittima. Siamo sul sito dell'Ansa, quasi 1000 persone hanno partecipato a questa fiaccolata organizzata per Mary Bonanno. Ma come dicevi tu, Angelo, purtroppo i dati legati al femminicidio si succedono in Sicilia come in tutta Italia. Leola, ieri ci sono state altre notizie, ad esempio legate al femminicidio di Sara Campanella. La procura ha chiuso l'inchiesta, qui siamo sulla Gazzetta del Sud, i magistrati chiedono il giudizio immediato per Stefano Argentino e gli contestano anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. A proposito di femminicidio, sappiamo che c'è stata anche una legge legata a questo da parte dell'ARS, e se andiamo sulla pagina della Sicilia di oggi troviamo questo articolo: la legge sul femminicidio diventa retroattiva. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'introduzione della retroattività della norma regionale approvata, lo ricorderete, il 31 gennaio dell'anno scorso, che prevede l'assunzione alla regione delle donne vittime di violenza con deformazione e sfregio del viso e degli orfani a causa di femminicidio. Angelo. Grazie Marco, adesso ancora cronaca, blitz del NAS al Policlinico di Catania, 22 gli indagati, le accuse sono di corruzione tra medici e anche rappresentanti di un'azienda che fornisce delle protesi acustiche. Sono accusati di aver commesso dei delitti contro la pubblica amministrazione. L'inchiesta parte da Siracusa ma si allarga anche a Catania e a Ragusa. Terremoto al Policlinico di Catania per l'arrivo nel reparto di unità operativa complessa di otorino-laringoiatria dei carabinieri del NAS di Ragusa.
I militari hanno perquisito gli ambulatori di otorino, laringoiatria, fonologia e audiologia. Nell'indagine della Procura di Siracusa, coperta al momento da segreto istruttorio, sarebbero 22 le persone indagate tra medici e imprenditori operanti nel settore delle protesi acustiche, tutti indagati per delitti contro la pubblica amministrazione commessi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Sono stati 3 i medici del Policlinico Etneo che martedì mattina, al termine delle perquisizioni dei NAS, sono stati visti lasciare il reparto al seguito degli investigatori. Al centro delle indagini la fornitura e l'utilizzo delle protesi acustiche. Ci sarebbe l'ipotesi di avere favorito l'azienda produttrice di questi presidi. Le perquisizioni dei NAS dopo il Policlinico si sono allargate anche agli studi personali dei camici bianchi coinvolti. Questa è un'altra notizia che stamattina si ritrova su quasi tutti i quotidiani regionali. Noi abbiamo scelto Angelo la Sicilia per raccontarvi questa notizia perché innanzitutto la ritroviamo anche in prima pagina con un titolo che dà anche il senso di quello che è successo ed è questo: senti chi trama, le carte dell'inchiesta di Siracusa, rete di corruzione per l'acquisto di protesi acustiche, fra i 22 indagati illustri camici bianchi etnei. Gli articoli all'interno ci riportano nella pagina proprio del quotidiano Etneo, nella parte interna regionale, ed ecco le carte dell'inchiesta nell'articolo redatto da Mario Barresi e Laura Di Stefano: denaro e regali per promuovere gli apparecchi acustici, 22 indagati. Da Siracusa parte tutto, nelle ipotesi di corruzione un patto ditta medici, fra i nomi, come abbiamo sentito anche nel servizio di Roberta Lunghi, anche alcuni big catanesi. Bene, grazie Marco. Ancora notizie che riguardano la sanità, ma la sanità che invece subisce continuamente, purtroppo ahimè, delle aggressioni. Stavolta è capitato al Policlinico di Messina, è stato arrestato un 41enne. Ancora un'aggressione, ancora una violenza in corsia, questa volta nel reparto di psichiatria del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove un dirigente medico è stato minacciato e picchiato da un uomo di 41 anni, poi arrestato dalla polizia per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono allo scorso 9 giugno. L'indagato, in stato di agitazione, prima ha chiesto con insistenza un certificato medico al professionista, poi lo ha minacciato verbalmente in dialetto: se non me lo fai ti ammazzo, gli avrebbe urlato in faccia. Subito dopo ha colpito al volto lo sventurato, che solo grazie all'aiuto di un impiegato è riuscito a mettersi al riparo. Il medico ha riportato ferite guaribili in 7 giorni, ma sull'episodio è intervenuto l'Ordine dei Medici di Messina, che ha stigmatizzato l'accaduto. Siamo costretti a ricordare che ormai la violenza contro i medici e gli operatori sanitari è un'emergenza sociale e le azioni messe in campo dalle istituzioni non sono evidentemente sufficienti, bisogna fare di più e meglio, scrivono in una nota. Piena solidarietà a nome di tutta la comunità accademica è stata espressa dalla rettrice di Messina Giovanna Spatari, che parla però di emergenza sociale. Occorrono segnali forti, dice. Ospedali e presidi sanitari sono luoghi di cura in cui il rispetto e la reciproca collaborazione tra pazienti e personale non può che essere l'unico e solo riferimento. L'università, dice la rettrice, è pronta a implementare azioni e collaborazioni per mettere un freno a una degenerazione di fronte alla quale non è più accettabile alcuna forma di silenzio. È una degenerazione che riporta casi quotidiani, proprio quella delle aggressioni negli ospedali. È lo stesso discorso che facevamo purtroppo per il femminicidio. Sono casi costanti che ritroviamo e che ci dobbiamo trovare anche a commentare e a spiegare. Lo fa anche il quotidiano La Sicilia nel suo articolo, in cui riporta anche la frase che abbiamo sentito nel servizio di Luca Ciliberti: se non mi fai subito il certificato ti uccido. Psichiatra aggredito, 41enne ai domiciliari. C'è anche in questo caso il riferimento a ciò che pensa l'Ordine dei Medici di Messina, appunto il fatto che è un'emergenza sociale e che le azioni messe in campo dalle istituzioni non sono evidentemente sufficienti. Il 9 giugno scorso agenti del posto fisso di polizia sono intervenuti perché l'indagato in stato di agitazione aveva minacciato il dirigente medico per ottenere una prescrizione e aveva poi colpito il dottore al volto, portandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Allora, adesso torniamo invece a occuparci di fatti di Catania, perché ieri c'è stato un blitz della polizia
nella zona di Piazza della Repubblica sono stati identificati una decina di extracomunitari, alcuni dei quali facevano anche i parcheggiatori abusivi in Corso Sicilia, quindi da quelle parti. I residenti dicono tiriamo un sospiro di sollievo, ma i controlli siano giornalieri, e vediamo come sono andate le cose. Un blitz in piena regola per restituire decoro e sicurezza tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Lo ha effettuato la polizia di Catania, che agli ordini del questore Bellassai ha portato a termine una vasta operazione nella cosiddetta voragine. Portati in caserma e identificati una decina di extracomunitari che bivaccavano nelle fosse per poi esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi. Dopo i nostri servizi denuncia, l'area del parcheggio a pagamento è stata finalmente liberata ed una presenza costante delle forze dell'ordine fa tirare un sospiro di sollievo ai residenti. Ma speriamo per sempre che non sia un'operazione spot dovuta all'attenzione mediatica che avete svolto in modo eccellente, e di questo vi ringrazio. L'impegno del sindaco, che devo dire in una settimana è venuto 3 volte di persona. Questa operazione vi conforta, vi dà speranza oppure no? Ci conforta e ci dà speranza. Nel parcheggio di Corso Sicilia, monitorato anche dalle nostre telecamere per giorni, si respira un'aria nuova e soprattutto sono stati quasi azzerati i danneggiamenti alle auto. E adesso c'è la polizia, si sente confortata? Un pochino, ma non del tutto. Bisogna aspettare e avere più tempo. Già vedere la macchina della polizia mi sento molto più tranquilla. Soddisfatto Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato dei Residenti Corso Sicilia, che si congratula con il questore per l'operazione condotta nella voragine, che rappresenta, si legge in una nota, un segnale forte e tangibile dell'attenzione dello Stato. Apprezziamo l'interesse mostrato dall'attuale sindacatura Trantino per il recupero di Corso Sicilia e delle aree limitrofe, ha detto, con progetti di riqualificazione urbana che mirano a restituire decoro e funzionalità. E in questo contesto che l'intervento sulla voragine assume un'importanza cruciale. Intanto, nell'ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale e dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono in arrivo altri 12 poliziotti per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. Allora, diciamo che questa zona particolare di Catania ormai da qualche settimana è sotto la lente di ingrandimento delle forze di polizia. Quotidianamente ci sono degli interventi, evidentemente forse si sta cercando di mettere una stretta. Di trovare una soluzione definitiva. Io direi, Angelo, di partire con l'ultima notizia che abbiamo sentito nel servizio di Tonino De Mana, legata proprio al discorso sicurezza. E questo è il titolo che vi facciamo vedere sul tomo di Catania della Sicilia: sicurezza, Piantedosi che invia l'esercito. Dopo la missione romana del sindaco, il ministro dell'Interno annuncia l'arrivo dei militari. E poi c'è la notizia che abbiamo sentito: Corso Sicilia, polizia svuota la voragine, allontanati diversi posteggiatori abusivi. Nelle pagine interne troviamo proprio l'articolo riferito a quest'ultima notizia, in cui si parla proprio di un giro di vite che arriva in questo senso. Giro di vite nella voragine di Corso Sicilia. L'ispezione, gli agenti delle volanti hanno allontanato e identificato alcuni senza tetto e parcheggiatori che bazzicavano nella zona. Il comitato dei residenti che dice: grazie a un'azione più incisiva si tornerà ad avere un luogo sicuro, pulito e dignitoso. Insomma, quello che chiedono i catanesi: riuscire a vivere questa città, la propria città, in sicurezza, in serenità, è quello che appunto si sta provando a fare, come dicevamo. Ritorniamo alle prime pagine. Andiamo a dare uno sguardo partendo proprio dalla Sicilia di Catania, l'avevamo vista in precedenza, ci torniamo adesso con il titolo che abbiamo fatto vedere sull'inchiesta di Siracusa, ma anche le vicende di cronaca a Caltagirone, non incidente in casa ma missione punitiva con vittima sbagliata, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali, così come a Siracusa l'ufficiale di Marina giustiziato in strada praticamente per i soldi di un affitto. E poi c'è il titolo principale che riporta quello che rivedremo poi nella rassegna stampa nazionale. Tajani che rassicura: nessun italiano a Guantanamo. Perché? Perché il presidente degli Stati Uniti sta deportando, praticamente così si può dire, alcuni migranti irregolari proprio nella base di Guantanamo. Ci sono 2 connazionali tra i 9.000 immigrati che Trump ha chiesto
chiesto di deportare. E poi la striscia di speranza, anche di questo parleremo nella nostra rassegna stampa nazionale. Ricoverate a Catania 2 sorelle ferite dalle schegge a Gaza, in Italia anche Adam, unico superstite della famiglia sterminata da un raid, perché ci sono tanti palestinesi, soprattutto tanti bambini palestinesi che arrivano in Italia per essere curati dopo quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Andiamo adesso sul Giornale di Sicilia, perché c'è il titolo che riguarda la situazione alla regione in cui si riparte la corsa alle mance. Bufera all'Ars, ritirato in extremis un emendamento fra FDI-DC da 1,6 milioni per contributi a pioggia. È un tema che viene ripreso anche nelle pagine interne, in questo caso andiamo su Gazzetta del Sud, perché quelle che sono le mance, così vengono definite fra virgolette, diventano un tema fondamentale e che appunto è il titolo principale del Giornale di Sicilia. Qui siamo, come detto, su Gazzetta del Sud. Si riapre il Festival delle Mance, centrodestra diviso, tutto rinviato, l'asse Fratelli d'Italia DC per raschiare quasi 2 milioni destinati a contributi senza bando. Andiamo adesso invece su Gazzetta del Sud. Come sempre avviene, i titoli della Gazzetta del Sud sono quelli che poi riassumono quello che è successo anche a livello nazionale e internazionale rispetto a ciò che succede sul Giornale di Sicilia. E allora questo è il titolo: avanti con le deportazioni di massa. Titolo forte, titolo pesante, lo ritroveremo poi appunto nelle pagine nazionali. Dilagano le proteste contro le politiche migratorie di Trump, schierati migliaia di soldati e di Marines negli Stati Uniti per queste polemiche che dilagano e queste proteste che dilagano anche verso l'est del paese, non solo in California. Restiamo però nella nostra regione perché si parla di crisi idrica. Andremo a vedere fra poco su Repubblica Palermo, anzi lo vediamo subito grazie alla nostra regia. Crisi idrica è già emergenza negli invasi, 1/3 dell'acqua. Il bilancio all'inizio della stagione calda. I dissalatori promessi lo scorso anno non sono pronti. Le reti idriche registrano perdite fino al 50%. Necessario l'intervento delle autobotti. E pensare, lo ricordiamo, lo ricorderai Angelo di sicuro, che quando ci sono state tutte quelle piogge si diceva gli invasi si sono riempiti, il problema magari sarà meno avvertito, e invece da quello che leggiamo è un problema, quello della siccità, che ritroviamo ancora nelle pagine interne di Repubblica Palermo, che diventa già emergenza, e siamo neanche all'inizio dell'estate. È vero che le temperature sono già altissime, ma siamo già all'inizio dell'estate. Invasi semivuoti, autobotti pronte a partire, nei bacini solo 1/3 dell'acqua che potrebbero contenere. I dissalatori promessi lo scorso anno non sono appunto ancora pronti. Andiamo a dare uno sguardo poi invece a quelle che sono state le notizie di cronaca della giornata di ieri e dell'altro ieri. Le ritroviamo sia sulla Gazzetta del Sud che sulla Sicilia. In questo caso su Gazzetta del Sud andiamo a Siracusa, l'ufficiale della Marina ucciso, il delitto per motivi economici. Il 30enne Francesco Mirabella, catanese ma residente a Siracusa, avrebbe confessato l'omicidio. Rivendicava affitti mai pagati dalla famiglia di Giuseppe Pellizzeri, la lite e i 2 colpi di pistola che sono stati fatali. Nel taglio basso invece andiamo a trovare quello che è successo a Caltagirone. Anche in questo caso ne abbiamo parlato nei nostri TG. Caltagirone, una casa pignorata scatena l'omicidio. Fermato il presunto assassino di un 63enne ferito a morte da 3 proiettili. Gli stessi argomenti, lo stesso argomento li ritroviamo anche sulla Sicilia, con un'impaginazione differente. Sulla Sicilia di Catania, prima la notizia della provincia catanese, per cui da Caltagirone, ucciso per un errore di persona, doppio giallo, non un incidente domestico ma omicidio. Maruca freddato in casa con 3 colpi, fermato il presunto killer, un 53enne partito da Avola, ma l'obiettivo era il cognato della vittima. Nel taglio basso invece, anche in questo caso torniamo a Siracusa con l'ufficiale della Marina giustiziato, così
scrive la Sicilia, voleva aggredire mio padre, l'assassino trentenne fermato, un litigio pensate, semplicemente per i soldi di un affitto. Angelo. Bene, grazie Marco. Torniamo da te fra non molto per leggere invece i fatti. Abbiamo già visto qualcosa che arrivano anche dall'Italia e dal resto del mondo con i quotidiani nazionali. Ma intanto, come ogni mattina, adesso ci colleghiamo con la Polizia Stradale, il compartimento Sicilia Orientale. Buongiorno al sostituto commissario Riccardo Concas che è in collegamento con noi da Noto. Buongiorno. Sì, buongiorno direttore e a tutti i telespettatori. Allora, facciamo una veloce carrellata di quella che è la situazione di competenza del nostro compartimento di Polizia Stradale. Al momento non ci viene segnalato alcun problema, alcun sinistro stradale per quanto riguarda la viabilità, anche per quanto riguarda la viabilità ordinaria, le varie strade statali, Paternò, Valle di Taino, tutto scorre molto velocemente, in modo molto tranquillo. E le uniche criticità che al momento possiamo rappresentare sono quelle concernenti i caselli di San Gregorio, da lì le varie diramazioni che vanno verso il centro cittadino, e ricordiamo ancora la chiusura per quanto riguarda la fascia oraria dalle 9 alle 18 per la rampa di immissione di Zia Lisa verso direzione Messina. Andando verso più a sud, sulla Catania-Siracusa-Modica, possiamo rappresentare la solita problematica per la chiusura del ponte verso direzione Catania, il ponte tra Cassibile ed Avola, e qui abbiamo l'uscita obbligatoria per quanto riguarda i mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Rimanendo ancora sulla Catania-Siracusa-Modica, rappresentiamo i vari rallentamenti causati dal posizionamento dei nuovi New Jersey, situazione che appesantisce la viabilità soprattutto durante i fine settimana e l'esodo dal nord verso il sud per le varie spiagge ubicate ad Avola, a Noto e a Pachino. Per il resto, direttore, tutto a posto, nessuna criticità viene rappresentata fino a questo momento, e dal compartimento di Polizia Stradale Catania vi diamo un gran saluto e buona serata a tutti. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Adesso invece, ovviamente l'appuntamento è a domani, andiamo subito a vedere, le telecamere ci portano su via Lodorico da Pordenone, circonvallazione di Catania, la situazione del traffico, sì, intenso ma scorrevole in questo momento lungo la circonvallazione in direzione di Mister Bianco verso il Policlinico, all'altezza invece del nodo Gioieni, il tondo Gioieni, la situazione era un pochettino più congestionata, leggermente più congestionata. In via Vincenzo Giuffrida, ormai lo vediamo da qualche giorno, decisamente normale o quasi la situazione traffico da quando di fatto l'anno scolastico si è concluso, che c'è meno ingorgo, non ci sono ingorghi, non ci sono situazioni di grande criticità. E adesso che siamo andati da un'immagine stradale invece ad ammirare l'Etna. In questo momento il cielo non è chiarissimo, c'è qualche nuvola, però al momento mi pare di poter dire che la situazione è abbastanza tranquilla sul vulcano. Bene, allora, visto che ci siamo, è il momento di andare a fare la prima sosta e poi aprire la rassegna stampa con la nazionale con Marco Carli. Tutto questo fra pochissimo, restate insieme a noi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso ci sono le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali. Marco. E andiamo subito, Angelo, a vedere fra pochissimo sul Corriere della Sera, perché i titoli principali, li vedremo in quasi tutte le pagine dei quotidiani nazionali, sono legati a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché la rivolta dilaga. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera: arresti di massa e coprifuoco a Los Angeles, e le proteste pro-migranti arrivano dilagano verso est, per cui ci sono problemi anche in Texas. Tajani intanto rassicura, l'abbiamo letto anche sulle pagine dei quotidiani regionali, nessun italiano a Guantanamo, è quello che ha detto Trump, i migranti saranno appunto deportati nella base di Guantanamo. Le altre notizie che vedremo sono relative soprattutto a ciò che sta succedendo a Gaza, e
soprattutto alle parole di Mattarella, che ha detto chiudiamo questa parentesi così aspra, così difficile. Nel frattempo arrivano, come dicevamo, i bambini palestinesi in Italia per essere curati. Ritornando nel nostro paese, restando nel nostro paese, c'è anche il primo caso di eutanasia che si registra in Italia. L'altro titolo che troveremo sulle pagine dei quotidiani è quello legato all'accordo fra Stati Uniti, mentre stanno succedendo tutti questi problemi nella parte ovest del paese, fra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda i dazi. Andiamo un po' ad approfondire ancora sulle pagine del Corriere della Sera con il coprifuoco a Los Angeles, più che altro nella parte alta della città della California, le proteste intanto in tutto il paese, arresti a raffica nella metropoli, il presidente insurrezioni pagate e Newsom, che ricordiamo è il governatore della California, lui mette in pericolo la democrazia. Ricordiamo che fra i due non corre buon sangue fin dai tempi del Covid. A proposito di Stati Uniti, vi dicevamo l'accordo fra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda i dazi, pace sulle terre rare, ricordiamo che sono molto importanti per i minerali che possono essere estratti in un momento di conversione per quanto riguarda l'economia verso appunto l'economia green, prelievo al 55%, viene ripristinata la tregua. Ma vi dicevamo a proposito del conflitto, dell'altro conflitto oltre quello ucraino, quello in Medio Oriente, c'è l'intervento da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, un monito da parte di Mattarella che dice Gaza inaccettabile, sì ai due stati, chiaramente sta parlando di Palestina e Israele. Il Presidente Hamas rilascia gli ostaggi e in Ucraina una pace vera, ma la Russia non va umiliata, un monito di pace su entrambi i fronti da parte di Mattarella. E poi l'altra notizia invece in Toscana, dove è stata approvata la legge sulla morte assistita, la prima morte per eutanasia in Toscana nella regione del centro-nord Italia, dopo la legge contestata dal governo il 17 maggio alla fine dello scrittore Pieroni, già ne riempito un vuoto, ora servono ovviamente le norme nazionali. Ritroviamo questi titoli anche sulle prime pagine di tutti gli altri quotidiani nazionali, partendo, l'abbiamo detto, in molti vanno sulla notizia legata agli Stati Uniti, chiaramente con visioni diametralmente contrapposte. Intanto su Repubblica, guardate qui, Trump schiera i Marines, migranti, si estende la protesta negli Stati Uniti, la Casa Bianca avanti con le deportazioni. Insomma, sembra un vero e proprio scenario di guerra, quasi peggiorata, vero Angelo? Stamattina ci sono altre notizie. Avremo delle news dalle agenzie di sicuro. Perché Spokane, che è una piccola cittadina che si trova praticamente nello stato di Washington, sì, nel nord-ovest, anche lì è stato praticamente dichiarato il coprifuoco, quindi diciamo che la situazione è piuttosto... Per cui California, stato di Washington verso il nord-ovest e il Texas verso il centro dell'America. Si allarga. Questa è la situazione nel paese, diciamo, economicamente più importante del mondo. Guardate questo titolo che vi faccio vedere dalla stampa, sono le parole di Trump che sono crude, abbastanza... Pensate quello che ha detto Mattarella e fate riferimento invece a queste parole. Trump, animale chi protesta. Faccio le differenze appunto fra la filosofia trumpiana e quella invece italiana. Tutto questo, di non so se Mattarella. tu hai in programma notizie di carattere economico, però sentendo le parole di Trump, le borse asiatiche praticamente hanno tutti i futures che sono negativi, quindi diciamo che la situazione incomincia. Ma che siano collegate, poi certe volte ci si chiede, no? Queste parole a ciò che succede a livello economico. Tornando ai quotidiani a livello nazionale, vi dicevo che appunto tanti titolano sulla situazione negli Stati Uniti, ma c'è anche altro. Ad esempio su Avvenire,
Piano accoglienza è il protocollo d'intesa tra CEI e Viminale per l'inclusione dei migranti che ne hanno diritto. Ricordiamo che la situazione dei migranti è ritornata d'attualità, lo è sempre stata, ma ancora di più d'attualità dopo i referendum, il flop dei referendum dello scorso weekend. A proposito di questo, La Verità ritorna sull'argomento con questo titolo: incredibile, insistono coi migranti. Basta con i negazionisti del rapporto tra invasione e criminalità. Questa è l'idea della Verità. L'analisi dei flussi, sia la cittadinanza facile, arrivano dalle ZTL, dove vive la sinistra della politica e dell'informazione. Questa appunto è come viene considerata la notizia da parte della Verità. Ma le prime pagine dei quotidiani nazionali decidono di aprire anche in un altro modo, soprattutto sul Resto del Carlino, Il Giorno, ma anche La Nazione, che è quotidiano della Toscana, di Firenze in particolare, si apre con il suicidio assistito per legge, il primo caso proprio in Toscana, unica regione con una norma, è la scelta, l'abbiamo letta anche prima, di Daniele Pieroni, 64 anni, malato dal 2008, con il governatore che dice in 4 mesi un solo caso, soffriva tantissimo. Anche qui però si ritorna alle foto che arrivano dagli Stati Uniti e a questa parola che solo a leggerla fa ribrividire rispetto alla storia del mondo. Deportazioni di massa, mentre Stati Uniti e Cina siglano una tregua sui dazi con un'intesa che riguarda anche terre rare. Questo collegamento costante fra la cronaca che raccontiamo e quello che succede invece nel grande mondo dell'economia diventa forse il quesito di questa fase. Il grande Angelo, mondo dell'economia, perché ti dico che il dollaro perde terreno dopo le parole di Trump, mentre l'euro è ai massimi storici. Questo per dirti come vanno poi come sono. Forse sì, collegate, diciamo, a una parola corrisponde poi una reazione. Le borse asiatiche, Tokyo perde lo 0,6%, Hong Kong 0,9%, Sydney lo 0,2%, mentre lo Shenzhen lo 0,2%. Le borse in Europa sono previste negative in apertura. Quindi in questo ovviamente l'apertura poi appunto fra poco, ma intanto questa è la situazione, no? Che viene sempre collegata. Tant'è vero che guardate che come titola il manifesto, l'incendiario, si vede un Trump di spalle e poi il titolo, come sempre forte da parte del quotidiano il manifesto: decine di arresti e soldati nelle strade, Los Angeles si sveglia dal coprifuoco come città invasa e Trump dice alle truppe chi protesta sarà contrastato con forza. L'abbiamo sentito nei giorni scorsi quando diceva l'intervento era necessario perché altrimenti sarebbe scoppiata la guerra civile. La Casa Bianca nega l'uso di Guantanamo ma prepara nuovi gulag, così li chiama il manifesto. Dall'altra parte viene legato invece, andremo fra poco sull'Unità, quello che succede negli Stati Uniti con una scelta politica che poi rientra anche nell'alveo di ciò che fa la destra in Italia secondo l'Unità, e questo è il titolo che troviamo, cioè liberalismo addio, i soldati di Trump contro la protesta dei migranti, e questo lo abbiamo capito, ma ricorderete che in Italia c'è il decreto legge, diventato ormai legge, sulla sicurezza, per cui su questo si ritorna. La destra ha scelto la militarizzazione delle città, la destra intesa come la destra degli Stati Uniti, ma crediamo la destra in generale. Questo intanto è la foto che ritroviamo di ciò che sta succedendo appunto negli Stati Uniti con gli arresti, certamente quelli sì, di massa. Angelo. Allora, torniamo da te più avanti, torneremo a leggere qualcosa ancora dai quotidiani, Marco. Adesso noi vediamo le previsioni meteo e poi il primo ospite della mattinata sarà con noi il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 12, dove a livello italiano nazionale ritroviamo
tutta l'Italia protetta dall'alta pressione subtropicale con sole da nord a sud. Sulla Sicilia anche qui ci sarà l'alta pressione per una giornata ampiamente soleggiata, sole protagonista su tutta l'isola da ovest verso est, con vento generalmente debole di brezza, mari quindi calmi o quasi. Il caldo però inizierà a farsi sentire di notte a fatica sotto i 20 gradi, le massime invece attorno ai 29-33 gradi. Sarà soprattutto comunque nel weekend che avremo il clou dell'ondata di caldo fino a 37 gradi sulle aree interne. Venerdì non succede nulla, ancora alta pressione, cielo sereno poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata, vento generalmente debole, qualche raffica moderata solo sul canale di Sicilia e sull'area dello stretto. Temperature in lieve aumento già sulla parte meridionale e interna, iniziamo a toccare i 34-35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bene, eccoci qua, buongiorno, torniamo in studio con Buongiorno Sicilia, do il benvenuto al presidente di Confcommercio Catania, Pietro Grazie, Agen. buongiorno a voi. Allora, qualche giorno fa c'è stata questa assemblea che l'ha rieletto presidente. Non cambia moltissimo l'assetto di vertice, perché vicepresidente resta per l'appunto Dario Pistori. Insomma, Beh, più che eletto me, Dario ha eletto una squadra. Noi ci siamo presentati con un gruppo, abbiamo una giunta larghissima, noi siamo complessivamente 27-29 persone e è una bella lista, ecco, questo lo dobbiamo dire. Quindi al di là... Ma è un segno anche di compattezza, perché c'è una lista unica praticamente per quello che si noi capisce. abbiamo addirittura quasi raddoppiato i tempi per presentare eventuali controliste. Il nostro statuto dice che bisogna dare 15 giorni, noi abbiamo dato 23 giorni per presentare le liste, quindi chiunque era libero. Si parto da un principio che se c'è una lista forte è difficile che ci sia una controllista. Ecco. E la lista era veramente forte, quindi non è tanto un merito mio di Dario Pistorio. Presidente, le sfide per il futuro sono davvero impegnative. Uno dei temi è la sicurezza, ci arriviamo fra poco. Non solo sicurezza, attenzione, ma anche innovazione, perché bisogna essere anche al passo con i tempi. Però nella sua testa le priorità quali sono? La priorità è aiutare le piccole e medie aziende a adeguarsi al cambiamento, perché nella nostra assemblea abbiamo citato Darwin dicendo che non vince né il più intelligente né il più forte, vince chi riesce a cambiare. La nostra base, che a suo tempo era fatta di piccoli e medi imprenditori, oggi lo è meno, però per noi restano importanti, restano il nostro cuore, ecco, diciamo così, deve essere aiutata a riposizionarsi sul mercato, perché altrimenti non solo scomparirà un intero settore economico, ma si desertificheranno le città. Questo qualcuno non lo considera, ma poi pensate, già il centro di Catania sta diventando un unico immenso ristorante pub. Non è un domani, mi ricorda molto Bucarest, che non è una città che mi ha affascinato proprio per questo, e invece ci vuole un mix di presenze, di piccoli artigiani, di commercianti, e qui dobbiamo aiutarli, perché secondo noi lo spazio c'è ancora, si tratta di riposizionarsi sul mercato. Senta, lei ha partecipato anche all'Assemblea nazionale di Confindustria, mentre si svolgevano le elezioni, qui, insomma, quasi in contemporanea, lei sentiva cosa diceva la Meloni e non solo, sì. Ma i problemi della Sicilia, di Catania in particolare in questo caso, sono i problemi che riguardano anche il resto d'Italia per quanto riguarda Confcommercio? Assolutamente sì, diciamo che come sempre la Sicilia, io che vengo da fuori ho scelto di essere siciliano, trovo una differenza. La Sicilia è raddoppiata in tutto, nelle cose positive e nelle cose negative. Ecco, ha una sua è un eccelso, ecco, in tutto, e quindi anche qui bisogna intervenire con più tempestività. Direi che però dal punto di vista dell'andamento economico in questo momento
Secondo me noi stiamo meglio dell'Italia, perché che se ne dica, si può essere contrari o favorevoli, io sono favorevole al ponte, però accetto anche che si possa essere contrari, però sul fatto che il ponte sarà un'iniezione di economia impressionante per la Sicilia, questo è un fatto incontrovertibile, non si può discutere, e anche qui noi ci stiamo attrezzando con gli amici industriali di Messina. Soprattutto abbiamo creato un consorzio di consorzi per cercare di trattenere in Sicilia quanta più attività è possibile nell'opera del ponte. Allora, io so che non si perde tempo in Confcommercio, chiedo scusa, perché avete già fatto le prime riunioni operative, cioè vi siete già confrontati, la squadra è quella, no? Quindi diciamo che è difficile ricominciare, ripianificare, la strada era in qualche modo tracciata. La strada era tracciata, però stiamo portando alcune innovazioni. Ci siamo resi conto che gli uomini soli al comando non funzionano e quindi stiamo cominciando a costruire delle deleghe reali di settore, dove il compito di chi opererà sarà solo quello di riferire in giunta, ma non di prendere l'indirizzo. Certo, ci saranno indirizzi di massima. È un po' quello che abbiamo fatto già nel nostro ultimo mandato, dove io avevo delegato ad esempio i rapporti al Comune di Catania interamente al mio vicario, e se sono intervenuto soltanto su richiesta del vicario, quindi non avrei mai interferito in quello che il vicario. Insomma, l'operatività è la parola d'ordine, mi pare. Assolutamente sì, l'operatività e l'efficienza, perché se non si hanno molte teste pensanti alla fine scoppia l'ingorgo, ecco, anche mentale. Adesso veniamo ai due temi di cui avevamo parlato magari velocemente, quello della sicurezza e quello dell'innovazione, diciamo così. La sicurezza è un tema che riguarda Catania, riguarda, abbiamo detto, anche altre città, non solo siciliane. Il sindaco di Catania Trantino ha incontrato qualche giorno fa la Premier Meloni, ha chiesto la presenza dell'esercito, un presidio dell'esercito per garantire sicurezza ai cittadini, ai turisti, agli operatori economici che lavorano e attivamente sono presenti sulla città di Catania. La sua posizione rispetto a questa richiesta? Guarda, io vorrei fare una premessa. Secondo me Catania in questo momento è molto più sicura di Milano, io lo dico con franchezza, o di Roma di notte. Mi capita qualche volta di passeggiare, spesso di passeggiare a Roma, qualche volta a Milano. Io l'unica volta che ho avuto la sensazione di paura e che per la prima volta ho detto guarda, avessi avuto una pistola, è stato nella metropolitana di Milano, non certo a Catania, anche se a Catania pure ci sono luoghi in cui bisogna muoversi con una certa attenzione. Comunque, secondo lei la prevenzione... Ma guardi, in questo momento secondo me abbiamo forse il momento più bello delle forze dell'ordine a Catania. Abbiamo uno splendido questore, lo dico col dolore di sapere che presto se ne andrà. Diciamo che è una rotazione, diciamo, è come imminente, questo mi dispiace. Abbiamo una grande guardia di finanza e anche qui purtroppo il comandante, ho saputo l'altro giorno proprio alla mia assemblea, che ci lascerà per posto certamente molto più importante, ma per un dolore, e abbiamo un organismo, quello dei Carabinieri, che con la sua presenza, la sua costanza, la sua linearità ci protegge. Io mi sento sinceramente tranquillo a Catania, e l'esercito può servire a dare la sensazione di sicurezza, e anche questo è importante, ma mi creda, non più che la sensazione, perché vede, capisco che tutto è nato da quel terribile omicidio senza senso, ma qui il problema non è la sicurezza. Noi potevamo avere anche 10.000 uomini in più sul territorio, che l'omicidio ci sarebbe stato comunque. Il problema è che quando il parcheggiatore abusivo, fermato dalle forze dell'ordine, dopo 2 giorni è di nuovo nello stesso posto, viene rifermato e poi è di nuovo allo stesso posto, il problema è questo, e non è colpa della magistratura, perché anche qui è troppo fuori, è colpa di una normativa che non prevede in presenza di reitera di reato determinate sanzioni più pesanti. Gli Stati Uniti, che forse sono esagerati, al terzo reato ti danno l'ergastolo, magari perché hai rubato 3 volte 3 arance, lì siamo all'esagerazione, però non siamo all'esagerazione dall'altra parte. Quindi diciamo dobbiamo trovare la via di mezzo. Io mi sento sicuro, io non avrei chiesto l'esercito, lo dico chiaramente, perché questo all'esterno ci dà una brutta immagine, che non è vera. L'altro tema invece è quello che riguarda l'innovazione
persone, prima lei ne faceva... Quella è una sfida, ma guardi, è una sfida per tutti, anche per la mia organizzazione. Noi come Confcommercio ci stiamo esercitando a usare l'intelligenza artificiale, perché partiamo dal principio che siamo noi che la dobbiamo usare e non a farci usare. È lo stesso sforzo che stiamo cercando, quando avremo capito perfettamente tutto noi, passeremo alla fase 2, che è quella di istruire i nostri associati e i lavoratori dei nostri associati, perché sarà un triplice momento formativo. Noi siamo abbastanza avanti, già alcune pratiche noi le facciamo con l'intelligenza artificiale, salvo verifica posteriori, come quello sarà sempre doveroso. Io le volevo chiedere, a proposito di tecnologia, di evoluzione anche del mercato, un mercato che molto spesso viene in qualche modo, non dico inquinato, ma condizionato, ecco, utilizzo questo termine, da tutto quello che succede nel mondo online. Da questi. Ecco, c'è un fenomeno per cui su alcuni social avvengono anche delle vendite poco controllate. Cosa si può fare? Perché chiaramente lei parlava prima di desertificazione delle città, perché i piccoli e anche i medi, diciamo, negozi chiudono. Come si può intervenire? In passato veniva individuato il nemico nella grande distribuzione. Io tanti anni fa dissi che avrebbe chiuso prima l'ultimo supermercato che l'ultima bottega. Credo di non esserci andato molto lontano, gli iper di fatto sono finiti. Ecco, anche la stessa grande distribuzione ha dovuto rimodellare la propria offerta. E per quanto riguarda la vendita online invece il problema c'è, ma qui è un problema anche fiscale. Perché mentre la grande distribuzione operava sul territorio italiano presenza, i grandi venditori online sono collocati in America, in Irlanda e in stati dove il livello delle tasse è molto più alto. E qui prima o poi la comunità europea dovrà fare qualcosa, perché non avremo una vera Europa fino a che non avremo un modello unico di tassazione. Questo è il vero grande problema. E lì la battaglia in questo momento può essere una sola, quella di imparare a usare anche come piccoli imprenditori la vendita online, perché è possibile. Io posso dirle che uno dei pochi prodotti che ho comprato online, due volte ho comprato online, una volta lo posso dire, sono uno dei tanti italiani che è stato bidonato. Mi presentavano un soffiatore grosso così, è arrivato un affarino così. Ecco. Quindi voglio dire, tutti noi ci siamo caduti una volta, da quel momento ogni volta che compare quella cosa io scrivo attenti che è una truffa, perché in questo sono un vendicativo. Ecco. No, però è importante. Poi loro però cambiano immagine, qui io sono punte a capo, no? Ecco. Mentre invece la seconda volta ho fatto un acquisto bellissimo in un negozietto della Toscana che vendeva un prodotto che a Catania era diventato impossibile trovare, sottascelle per le giacche. Ecco, beh, io ormai lo compro abitualmente in Toscana online. Io penso, come me, ci saranno altri 1000-2000 in Italia che hanno quel problema del sì, e allora quel commerciante ha inventato il prodotto. Potrei citare un catanese, ma sarebbe pubblicità, che da anni vende prodotti online, pur avendo un bellissimo negozio. Ma cosa vende online? Vende quei prodotti che non può mettere in vetrina perché sono riservati a una nicchia. Le faccio un esempio per tutti: i pantaloni a scacchi per i giocatori di golf. Chi li compra? Qualche vecchio signore inglese che si è trasferito in Sicilia o qualche affascinato al gioco del golf classico, eccetera. Quanti se ne vendono? Ma probabilmente 50 paia all'anno. Online si vendono. Allora quindi bisogna trovare anche le giuste strategie. E le posso dire che si fanno dei signori fatturati. E poi c'è la consegna a domicilio, che per gli anziani diventerà strategica. Quindi insomma ci sono le contromisure. Assolutamente. Ci sono sì. Le possibilità. Bisogna lavorarci, ecco. Ad esempio stiamo riunendo i piccoli imprenditori per creare un'unica agenzia di vendita dei loro prodotti all'estero, perché abbiamo sempre detto internazionalizzatevi, ma un'azienda che ha 2 dipendenti, che produce in agricoltura, in artigianato, ma come fa a internazionalizzarsi? Diverso se creiamo una centrale di vendita comune e c'è un unico soggetto che presenta un mix di prodotti, per poi l'imprenditore deve solo produrle e spedirli, magari anche organizzarsi. I sardi in questo sono molto più bravi di noi. Già oggi se lei vuole comprare un vino sardo lo può comprare in un'unica centrale che si chiama Sardegna Vini. Quando io vado in una cantina sarda e chiedo di mandarmi un prodotto mi dicono no, li manda Sardegna Vini.
Quindi insomma... si tratta di organizzarci. E voi da questo punto di vista ci stiamo provando. Ci state provando. Vabbè, allora in bocca al lupo. Grazie per essere stato con noi a Pietro Agen, che è il presidente di Confcommercio Catania. Questo è il secondo e ultimo mandato? Assolutamente, io non ho mai fatto il terzo mandato in nessuno dei miei incarichi. Quindi, scherzando, ho detto, ridendo, che non è che mi devo ritirare, mi potrei candidare alla nazionale. Perché no? Ma questa era una battuta per preoccupare il mio amico nemico Carluccio Sangalli. Va benissimo, grazie allora ancora. Grazie. Ci fermiamo qui, fra pochissimo torniamo con altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Grazie a voi. E allora, Buongiorno Sicilia riprende con due ospiti stavolta in studio. Con noi c'è il presidente di CAI Sicilia, Giuseppe Riggio, buongiorno. Grazie per essere con noi. E c'è anche Giuseppe Di Stefano, buongiorno anche. Buongiorno. A lei, foto e video reporter. Che cosa celebriamo stamattina? Celebriamo i 150 anni del CAI Catania. Che cos'è il CAI? È il club alpino italiano, la sezione quella di Catania, che ha un nuovo, una nuova, come dire, non solo quello di Catania, quello regionale, una nuova prospettiva, diciamo, per quanto riguarda poi l'ambiente montano. Ne parliamo fra non molto. Intanto il presidente regionale eletto da poco, la prima volta è anche di un catanese che ricopre questa carica? Sì, in Sicilia sì, il CAI in Sicilia fa tante cose, è una realtà multiforme. Fra l'altro gestiamo anche delle riserve, quindi la sede regionale è a Palermo. Io da pochissimo, da un mese circa, sono stato eletto come presidente regionale. Senti, ci sono, chiaramente quando c'è una nuova presidenza si cerca in qualche modo di cambiare o comunque dettare alcune indicazioni nuove rispetto a quello che è il passato. Certo. Nella sua, diciamo, programmazione, che cosa è previsto? Ma è previsto, per esempio, ci sono ovviamente tante idee che spero di realizzare intanto nel triennio. La cosa bella è che abbiamo una storia lunga, questo lo raccontavo l'altra volta all'Assemblea Nazionale, che è stata proprio a Catania per la prima volta, quindi tutti i delegati del Club Alpino Italiano, che sono 360.000 soci in Italia, è una delle più grandi realtà. Sono venuti a Catania e gli ho raccontato più o meno, guardate che noi abbiamo una storia antica, perché in Sicilia il CAI c'è dal 1875 e quindi per i prossimi anni dobbiamo partire da questa storia antica e fare le cose nuove. Per esempio cercheremo di dedicarci con più attenzione anche al mondo della disabilità, perché l'idea che il CAI non è solo di quelli che vanno sulle cime, ma a volte le cime possono essere molto più vicine per chi ha delle disabilità, e quindi avremo un occhio di riguardo sicuramente per questo mondo e cercheremo anche di raccontare meglio quello che siamo capaci di fare. Allora, raccontare meglio, colgo queste parole del presidente e vado da Giuseppe Di Stefano, perché per i 150 anni è stato realizzato anche un video che non vediamo oggi perché ancora, diciamo, in fase di allestimento, però stiamo vedendo, abbiamo visto anche delle bellissime immagini che ci avete fornito. Come si fa a raccontare ancora meglio con le immagini anche? Oggi c'è una tecnologia impressionante, i droni ci consentono di vedere delle cose che prima era impossibile praticamente vedere, però la natura ci offre delle cose splendide, magnifiche. Io sono dell'idea che sull'Etna è quasi fin troppo semplice riuscire a documentare quello che succede. È sempre un piacere, chiaramente, oggi la tecnologia, come diceva, ci aiuta tanto, quindi è sempre una piccola sfida riuscire a far vedere quello che succede spesso sulle quote sommitali del vulcano. Per l'occasione ho avuto la possibilità di documentare questi 150 anni del CAI con un documentario che sarà disponibile in anteprima al Festival dei Vulcani dal 27 al 29 giugno a Trecastagni. È stato un viaggio ed è ancora un viaggio molto, molto interessante, perché poter rivivere per me quello che è successo sull'Etna attraverso i racconti e le testimonianze delle persone che ancora oggi fanno parte del CAI
è stato molto interessante, quindi spero non si perda la memoria storica dell'Etna e quindi una fetta importante che è questa del CAI di Catania. Io non voglio fare attività di spoileraggio, diciamo così, però magari qualcosa di particolare, c'è qualcosa che è rimasto impresso, un frame, allora, un'immagine, attenzione. Sì, qualcosa che mi è rimasto impresso finora dalle interviste che ho potuto fare è sicuramente il modo diverso di vivere la montagna che c'era anche 50 anni fa, non dico 150 anni fa, ma 50 anni fa già era un modo particolare, diverso di poter vivere la montagna, e poterlo sentire dai racconti dei protagonisti è sicuramente un privilegio. Allora, torno dal Presidente perché diceva prima che l'attività del CAI è un'attività variegata. Ci sono tantissime diciamo, vostre funzioni, perché non è soltanto escursione il CAI, fate tanto altro, vi occupate di manutenzione, vi occupate di segnalazione di sentieri, gestite anche i rifugi, quindi è un'attività complessa che ha bisogno anche di professionalità, ha bisogno di competenze. Sì, tenendo presente che siamo volontari, quindi la bellezza del volontariato che gravita in questo mondo della montagna, delle aree interne. La Sicilia è piena di montagne, questa cosa va ricordato. Il CAI di Catania, che attualmente è presieduto da Gigi Sciacca, nel 1875, già pochi anni dopo, organizzava le guide, pochi anni dopo il Monte Bianco. In Sicilia, per esempio, abbiamo oltre 450 km di Sentieri Italia, che significa uno dei trekking più lunghi al mondo poi nel suo complesso, ma già la parte siciliana è lunghissima, merita praticamente un mese di cammino, e su quello dovremo anche lavorare per farla fruire al meglio. Il CAI significa per esempio anche Associazione di Protezione Ambientale. Il CAI in Sicilia significa che gestiamo 3 riserve della regione in convenzione. Significa i collegamenti con il soccorso alpino, significa l'alpinismo. Ma è anche una bella responsabilità. Anche sì, io da volontario sono diventato anche in qualche modo datore di lavoro in questo momento, perché abbiamo appunto dei dipendenti che gestiamo grazie alla convenzione con la regione. L'altro giorno sono stato a Contessa Entellina, dove abbiamo festeggiato i 30 anni di gestione delle riserve CAI in Sicilia. Quindi sono arrivato dall'altra parte della Sicilia con grandissimo piacere per trovare in questo paesino di origine albanese gli operatori del CAI, la gente che ormai conosce la riserva e gli operatori del CAI da 30 anni, che insomma è ormai una bella storia. Volevo tornare, prima ho visto, chiedo alla regia magari se ci fanno rivedere alcuni scatti che ci riportano e ci mostrano, non sono questi perché questo è un filmato, c'erano degli scatti con l'Etna innevata, con un paesaggio che sembra lontano. Ecco, questa foto ad esempio ci fa vedere che cos'è l'Etna. Noi vediamo, possiamo fare vedere, chiedo alla regia qualcosa di straordinario. Possiamo fare vedere anche cosa succede in questo momento sull'Etna, perché abbiamo la possibilità di vedere l'Etna in live, e chiedo a Fabrizio Rizzo quasi di fare un miracolo. Ecco, qui vedete l'Etna in questo momento, la osserviamo chiaramente, c'è qualche nuvola che... Sulla sommità, sì. Ecco, però c'è il contrasto dei due paesaggi, un paesaggio invernale, questo è un paesaggio estivo, non magari nel dettaglio, però ci mostra in questo momento un'Etna serena. Poi l'Etna ogni tanto ci abitua, siamo abituati a queste esplosioni quasi di rabbia che durano, 3 ore, 4 ore, anche delle giornate intere, e poi torna di nuovo la quiete. Però sono dei contrasti impressionanti. E il bello è anche questo, avere la possibilità di vedere appunto realmente le stagioni, quindi un'Etna innevata. Queste immagini fanno riferimento allo scorso gennaio, quindi a una delle ultime nevicate che abbiamo avuto sull'Etna, copiosa tra l'altro. Qui siamo intorno ai 1600 metri di quota. Come dicevo appunto, ci sono delle giornate in cui c'è una serenità, è tutto placido, sereno, poi di colpo l'Etna decide che è arrivato il momento di fare il proprio mestiere, perché fa il proprio mestiere, è un vulcano, e quindi un po' è una sorta di richiamo all'ordine. Io la vedo un po' così, è una sorta di richiamo.
Attenzione, è un richiamo che secondo me serve, è utile, è funzionale. Allora, auguri ancora per i 150 anni del CAI Catania, del club alpino italiano. Grazie al presidente Giuseppe Riggio, presidente regionale del CAI. Grazie anche per essere stato con noi Giuseppe Di Stefano, che ci ha mostrato, ci ha fatto vedere delle belle immagini. Cercheremo di vedere anche questo prodotto che è stato realizzato per i 150 anni proprio del CAI. In bocca al lupo. Ci fermiamo qui noi, almeno per il momento. Fra poco torniamo, qualche momento appena, e poi altri temi, altri argomenti. Parleremo delle tradizioni della nostra regione, dei suoni della nostra regione e non solo, anche delle parole. A fra poco. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, 2 aggiornamenti. Intanto a Palermo un incendio è divampato a causa di un'esplosione che è avvenuta nel quartiere Arenella in piazza Tonnare. È andato danneggiato in un bar, è stato necessario evacuare alcune abitazioni per consentire alle tante squadre di vigili intervenute di poter operare in sicurezza. L'intervento ha danneggiato la struttura. Poi invece c'è un'altra agenzia, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo su delega della Procura hanno eseguito un provvedimento di sequestro del GIP nei confronti di un imprenditore nel settore della vendita di prodotti per l'edilizia accusato di bancarotta fraudolenta e documentale. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura cautelare dell'interdizione dell'attività di impresa per 1 anno. Poi c'è anche il sequestro di un complesso aziendale per un valore di circa 300.000 euro. Adesso gli altri ospiti della mattinata. Buongiorno a Biagio Guerrera. Buongiorno a voi. Che è il presidente e coordinatore, staff, direzione artistica dell'associazione musicale Etnea, e poi c'è con noi anche Luca Recupero. Buongiorno, grazie. Direttore artistico del Maranzano World Fest. Allora, cominciamo con Recupero, perché sono incuriosito io. Sono incuriosito perché sul tavolo ci sono due strumenti apparentemente simili, ma che vengono da luoghi molto diversi. È un po' il concept che sta dietro il nostro festival. Sì. Il Maranzano. Questo è il nostro Maranzano, diciamo. Maranzano siciliano, per molti siciliani una specie di simbolo dell'identità siciliana. Scacciapensieri, no? Scacciapensieri, infatti, è il nome italiano di uno strumento che era diffuso in tutta Italia ed era diffuso in tutta Europa, che poi nel Novecento è andato un po' scomparendo e si è creata questa sorta di stereotipo per cui lo scacciapensieri era uno soltanto strumento tipicamente siciliano. Stiamo vedendo, stiamo andando con la telecamera, stiamo provando ad andare sulla telecamera proprio sul Maranzano. In realtà questo strumento è sicuramente uno strumento che in Sicilia ha radici forti, ma che è uno strumento che viene da molto lontano. Ha una lunga storia, sicuramente diciamo appunto è arrivato da fuori e poi ha messo su delle salde radici, abbiamo creato in Sicilia un modello specifico ed è diventato sicuramente un elemento importante della nostra identità culturale. L'altro però invece in verità rimane uno strumento che ci connette a tutto il resto del mondo, perché ne esistono esemplari di scacciapensieri, ognuno col suo nome, con le sue caratteristiche costruttive, perfino diciamo in Siberia e oltre. Questo qui è un esemplare che appunto viene dalla Iacuzia, lo stiamo vedendo adesso, che è una delle repubbliche diciamo più estreme dell'Oriente della Federazione Russa, ed ecco che anche in Iacuzia, nella lontana Iacuzia che è nota soprattutto ai giocatori di risico, loro considerano il Comus essere il loro strumento, il loro simbolo della loro identità, e questa stessa cosa si ripropone in tanti altri luoghi del mondo, dall'India alle Americhe, diciamo, e quindi su questo tema noi abbiamo costruito un festival. Allora, l'operazione festival, perché di questo parliamo adesso, della Maranzano World Fest, nasce dall'esigenza di in qualche modo custodire quelle che sono le tradizioni e anche tramandarle. Insomma, non farle perdere. Vado da Biagio Guerrera perché è un'operazione, nel frattempo vediamo anche, sentiamo probabilmente in sottofondo anche, ecco esatto, il suono tipico, no, del Maranzano. Questa è un'operazione importante. Sì, è un'operazione che l'Associazione Musicale Etnea ha sposato, e il progetto è nato da Luca Recupero, che ha portato avanti le prime edizioni, ma ormai da tanti anni lo produciamo con l'associazione perché rientra proprio nella nostra idea di valorizzazione
del territorio, quindi anche degli aspetti culturali e musicali del nostro territorio, inserendoli in un contesto internazionale più ampio, perché come diceva Luca, il Maranzano ci connette un po' con tutto il mondo. Infatti abbiamo sempre degli ospiti internazionali che vengono anche da molto lontano, dall'Asia, dall'Africa, quindi c'è un dialogo che si apre. E non a caso quest'anno, proprio il 20 di giugno, come ogni anno noi facciamo delle anteprime, perché il festival quest'anno avrà il suo cuore principale a settembre, ma la prima anteprima del Maranzano sarà in occasione della giornata mondiale del rifugiato, che è stata istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa, e quindi in questa giornata, che vuole unire un po' le culture, anche le culture dei migranti, con la nostra, faremo una grande festa musicale e non solo in Piazza Dante. Possiamo alzare poco poco per 20 secondi la musica? Ecco. Allora, torniamo in studio e rientro con Luca Recupero, perché diciamo prima, custodire e tramandare quelle che sono le tradizioni, e non soltanto musicali, perché accanto alla musica c'è il suono delle parole. Assolutamente, diciamo che musica e parole fanno... Tra l'altro il Maranzano in Sicilia è proprio la sua funzione nella musica tradizionale, quella di accompagnare il canto, e quindi sicuramente musica e parole vanno insieme a tanti contenuti. Per noi infatti il Maranzano, ecco, non dobbiamo confondere il Maranzano Warfest come un festival degli scacciapensieri e basta, cioè il Maranzano per noi è un simbolo di un'idea che è proprio quella che custodire le nostre tradizioni locali non è in contrasto con invece il entrare in contatto con tutte le culture diverse. Diciamo, perché... la possibilità di poter scambiare esperienze, poter scambiare anche momenti, diciamo, che ne so, magari ho un'idea, dall'altra parte mi aiutano a svilupparla meglio. Che so, in Cina potrebbero avere un'intuizione, faccio un esempio della Cina per andare nell'estremissimo Oriente, un'intuizione che magari qui non riusciamo ad avere. Tutto questo è un'interconnessione, un modo per fare stare insieme, ma anche per sviluppare anche il nostro territorio stesso. Torno di nuovo da Biagio Guerrera. Sì, assolutamente, noi crediamo molto nelle relazioni. Non a caso quest'anno un altro spettacolo molto importante del festival verrà grazie a dei contatti che si sono sviluppati in questi anni con Taiwan, con il supporto del governo di Taiwan. Quindi non sono andato molto lontano io, diciamo. No, arriverà una compagnia importante a fare uno spettacolo a settembre, portando questi loro grandi tamburi tradizionali, delle danze che si ispirano in qualche modo, diciamo, alle arti marziali dell'Estremo Oriente. È un gruppo che ho incontrato proprio a Taipei alcuni anni fa, hanno questo spazio prove. Taipei è una città modernissima, super tecnologica, ma che confina con la foresta, e loro stanno proprio al confine con questa foresta e uniscono quest'anima moderna di Taiwan con delle tradizioni molto antiche. Quindi stanno lì, fanno meditazione, lavorano in contatto con la natura, è un'esperienza molto bella quella di U Theater che avremo modo di portare a Catania. E possiamo dare l'appuntamento? Sì, allora quest'anno ricorrono i 20 anni del festival, che è nato nel 2005, quindi abbiamo un programma molto elaborato e che inizia appunto con questo primo appuntamento, che è molto ravvicinato, perché il 20 giugno è a Piazza Dante, uno spettacolo aperto a tutti. Ci sarà questa anteprima del Maranzano Warfest in corrispondenza della giornata mondiale del rifugiato. Poi un altro momento di preludio lo avremo, perché da qualche anno abbiamo iniziato anche a fare eventi in natura, quindi diffondendo il festival anche oltre il territorio di Catania dove è nato, ma anche in vari punti in natura in mezzo, diciamo, sull'Etna, soprattutto sull'Etna. Quindi saremo a Contrada 7 Voci il 5 e 6 di luglio. Avremo poi un ritiro di studio ad agosto in un altro luogo in natura, si chiama Contrada Femmina Morta, una villa del Settecento, una specie di resort dove per una settimana maestri che vengono dall'India
e naturalmente dalla Sicilia, da varie parti del sud Italia, maestri e maestre di tamburi a cornice. Quest'anno ci concentriamo su un altro strumento tipico siciliano che è il tamburello, sempre declinato in questa chiave internazionale, quindi avremo tamburi a cornice che vengono dall'India, dalla Puglia naturalmente, dalla Campania e dalla Sicilia, e naturalmente anche scacciapensieri da Austria, un po' da tutto il mondo, diciamo così. E un po' da tutto il mondo, dal Giappone e dalla Sicilia, per poi concludersi effettivamente questa lunga edizione con la fase finale del festival, che sarà tra la fine di settembre, dal 25 settembre al 5 di ottobre. Benissimo, grazie, allora in bocca al lupo, ci racconterete come sono andate le cose magari quando faremo un bilancio, potremmo fare un bilancio. Grazie a Biagio Guerrera per essere stato con noi, che ricordiamo il presidente e coordinatore della direzione artistica dell'Associazione Musicale Etnea, e grazie anche a Luca Recupero, che è il direttore artistico della Marranzano World Fest. Ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, ci sono le pillole di Almanacco e poi, come sempre, andiamo a scrutare le stelle con Marco Amato. Il 12 giugno è la giornata internazionale contro il lavoro minorile. È stata istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2002 per porre l'attenzione sulla diffusione globale del lavoro minorile e sulle azioni da intraprendere per eliminare questo fenomeno. Che effetti ha la presenza della Luna sulla Terra? Come già molti di noi sanno, l'attrazione gravitazionale della Luna causa un'onda di marea. Ogni giorno, alla rotazione del satellite attorno alla Terra, seguono 2 alte e 2 basse maree. Ma quello che forse non sapevate è che la gravità della Luna ha un ulteriore effetto, cioè quello di allungare il giorno terrestre di mezz'ora ogni 100 milioni di anni. Eccoci, allora il momento delle stelle. Come sempre però c'è, prima di conoscere quale sarà la giornata, come sarà questa giornata, chiaramente scrutando le stelle, abbiamo anche delle indicazioni a carattere musicale che riguardano un artista. Buongiorno a Marco Amato. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Buon caffè intanto e vediamo un po' di chi parliamo oggi. Oggi parliamo di Anna. Anna ha il primato di essere una rapper italiana che ha assolutamente disintegrato tutti i limiti di ascolto possibili su Spotify, è la più ascoltata in assoluto. Qualche anno fa, con 30 gradi, produsse quello che fu il tormentone dell'estate, un pezzo che fu veramente molto ascoltato. Quest'anno ci riprova con un altro pezzo, un titolo che è così appellato, che si chiama Désolé in francese. Mi dispiace, ecco, questa è la traduzione esatta. Chissà, riuscirà ad essere ancora una volta una hit importante? Le stelle dicono di sì, perché Anna è del segno del Leone ed è proprio l'estate la stagione, ma non solo il segno zodiacale. La presenza di Marte nel segno ha decisamente determinato una voglia di fare e di agire molto importante. Ricordo inoltre che Saturno e Nettuno sono in Ariete, quindi i segni di fuoco scalpitano, muoiono dalla voglia di fare, muoiono dalla voglia di agire, di tornare alla ribalta. Dopo 3 anni in cui si sono stati un po' sottaciuti, ecco che adesso i pianeti giocano dei ruoli essenziali per questi 3 segni zodiacali, che sono Ariete, Leone e Sagittario. Quindi non solo per Anna che è Leone, ma anche per i rappresentanti degli altri segni zodiacali, l'estate si prevede sotto il Sol Leone assolutamente vincente per i segni di fuoco. Oggi però la Luna, dopo aver trionfato ieri sera della sua pienezza in Sagittario, si sposta in un più austero Capricorno. La Luna in Capricorno è una Luna che richiama un po' i segni zodiacali alla razionalità. Quindi cosa succede nella ruota zodiacale? Per Ariete decisamente una Luna di quadratura, quindi una Luna che fa riflettere molto sul lavoro e sulla carriera. Vi ricordo che proprio voi che ricevete Saturno
nei vostri gradi, aspirate a un ruolo carrieristico molto più importante, quindi dateci dentro. Toro, luna di trigono per voi, perché in un segno di terra come voi, per cui è una luna che vi fa riflettere molto sulla vostra voglia di fuga, viaggi, filosofia, che un po' di spiritualità per i Toro oggi. Gemelli, la luna oggi, la buona notizia è che ha smesso di essere opposta, non è più in Sagittario, quindi in Capricorno, quindi si riequilibra l'umore per il segno zodiacale dei Gemelli, cosa che invece accade in una maniera totalmente opposta per il segno del Cancro, perché proprio il suo astro, la Luna, è in Capricorno, quindi è in opposizione, quindi la dialettica è un pochino di tensione emotiva per il Cancro oggi. Leone, per voi Leone è una luna troppo distante in gradi, quindi ci baderete poco all'umoralità, proprio perché in quel Marte gli altri pianeti vi spingono ad agire. Vergine, per voi è una luna di trigono, una luna che parla invece d'amore, una luna morbida, bella, delicata, che ha a che fare proprio con le sicurezze riconquistate in amore. Bilancia, per voi è una luna di quadratura ed è una luna che vi obbliga a occuparvi di cose di casa, di ambiente, di strutture anche gestite, di cose di cui avete la responsabilità, che oggi saranno un pochino più bisognose della vostra attenzione. Scorpione, per voi la luna è amica, è una luna che vi porta a essere più sociali, più socievoli, più chiacchierini anche. Avete molto da dire, proprio perché siete stati un po' costipati, ora vi esprimete di più. Sagittario, dopo la pienezza della luna, oggi la luna vi impone assolutamente una certa... La luna... C'è un problema. Rianalizzare le abilità di questi. Capricorno, per voi la Luna oggi regna sovrana. Non lo amate molto questo pianeta, ma sicuramente oggi tenderà ad ammorbidirvi, quindi punto casana. Acquario, per voi la Luna oggi suggerisce emotivamente delle cose. Dovete stare attenti un po' emotivamente. Oggi l'emozione o la comunicazione potrebbero giocarvi brutti scherzi. Pesci, in ultimo, ottima è questa Luna per decidere di vedere amici, di creare un progetto comune e mandare avanti una squadra. Ottima ispirazione, insomma, oggi. Detto questo, auguro a tutti una buona giornata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno anche a te, ci ritroviamo domani mattina. Adesso Marco Carli con le ultime notizie con lo sport. Sì, andiamo sulla Gazzetta dello Sport, si parlava di squadra, no? Sì. Per i pesci si diceva della squadra e di squadre, si parla ovviamente in tema sportivo sulla Gazzetta. Andiamo a vedere perché il titolo principale è dedicato questa volta al Milan. Ci aspettavamo la nazionale, a dire la verità, con il Toto allenatori. Ma la situazione è un po' fra complicata. Un po' chiamano anche me e te, Angelo, per capire se siamo disponibili. Comunque, al di là degli scherzi, Allegri alza il muro, questo è il titolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, vale a dire cerca dei difensori, Zinchenko è uno e l'altro è Kivior per il suo Milan. Invece di spalla troviamo appunto la notizia relativa al CT, è una sorta di caccia, forse la parola fine sarà detta fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Gattuso contattato, ci sono anche altri ex grandi del 2006 come De Rossi e Cannavaro, ma c'è pure Mancini, c'è pure Mourinho, c'è pure Benitez, c'è di tutto. Ecco, non c'è Carli? Esattamente, hai detto proprio bene. Grazie Marco, ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia, torniamo domani come sempre, auguri.